Il G8 di Genova 20 anni dopo, questo è il tema del dibattito tenutosi venerdì 5 novembre presso la libreria Universitas di Sora, organizzato dal Circolo Antonio Gramsci del Partito della Rifondazione Comunista a Sinistra Europea, in occasione del ventennale dei tragici fatti avvenuti durante il G8 di Genova. Sì, a 20 anni di distanza voglio ricordare che per quella che è stata definita una macelleria messicana, per gli abusi che sono stati messi nero su bianco e per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 in materia di torture e di violazione dei diritti umani, ci sembrava doveroso ricordare questo tragico evento che secondo noi rappresenta una delle pagine o forse la più buia pagina della democrazia contemporanea italiana degli ultimi anni. Ricordiamo che un ulteriore schiaffo alla democrazia e ai diritti di ognuno di noi è stato il fatto che molti dei funzionari che si sono resi di polizia, che si sono resi protagonisti di quegli abusi, di quelle torture. Io ancora ho negli occhi le immagini dell'assalto alla scuola Diaz, quando alcuni ragazzi che erano lì per manifestare la speranza di un mondo migliore, di un mondo contrario alla globalizzazione, che rimettesse l'essere umano e i suoi bisogni al centro, sono stati aggrediti, malmenati mentre dormivano, un'aggressione in piena notte perpetrata dalla scuola Diaz senza apparente motivo, ed era doveroso ricordare tutto questo. L'evento è stato l'occasione per presentare il libro Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo di Monica Lanfranco, un libro che racconta quello che non è stato detto. Racconta quello che non è potuto passare. Genova è stato il primo evento del nuovo secolo segnato da sangue, dalla morte di un ragazzo ammazzato, da una vera e propria mattanza. Eppure c'è stata molta gioia prima, ci sono state visioni e visioni di donne. Un mese prima del G8 ci fu un incontro internazionale che per la prima volta metteva insieme le ragazze dei centri sociali con le suore comboniane, generazioni che non si erano mai incontrate, che ha sognato ma anche predetto quello che oggi noi ci troviamo a vivere. Un aumento incredibile della violenza maschile sulle donne, una situazione di allarme della terra e la necessità di rivedere i comportamenti individuali e collettivi. Tutto questo 20 anni fa noi l'avevamo previsto. Grazie a delle domande che mi sono state fatte da delle persone giovani che mi hanno chiesto racconta che cos'era prima della violenza a Genova, ho scritto in piena pandemia questo libro, un vero regalo per me e un tentativo di rimettere a tema un pezzo di storia dimenticata. Monica Lanfranco, oltre ad essere giornalista, è formatrice sulla differenza sessuale e sul conflitto, femminista, autrice di molti volumi dedicati alle donne. Oggi più che mai, alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rivolge un messaggio alle donne, ma anche agli uomini. Il femminismo è un luogo dove anche gli uomini devono confrontarsi, che è davvero l'unica visione che può salvare nel privato come nel politico il pianeta a tutti i livelli. La violenza maschile sulle donne è una vera emergenza, è una guerra celeste, una guerra non guerreggiata, che però possiamo sconfiggere in una lotta tutti e tutte insieme. Bisogna che gli uomini si smarchino dal patriarcato e che le donne riconoscano la necessità di unirsi non contro gli uomini ma contro la cultura violenta e patriarcale.